una persona che sta per arrivare e un'altra che la incontreremo all'Isola di San Giorgio. A questo punto ci siamo tutti, benvenuti a Venezia, anche se un fotografo è già là che sta fotografando qualcosa, Claudio. Hai visto i taxi a Venezia come sono? Sì, 1100 anni di indipendenza. Venezia, la città che ha sfidato il tempo. Per oltre 11 secoli la Serenissima Repubblica di Venezia ha governato se stessa dal 697 al 1797. Un primato di longevità politica che mette in ombra molti stati moderni messi insieme. Pensateci, mentre imponenti imperi nascevano e crollavano, questa città, costruita sull'acqua, proseguiva indomita il suo cammino nella storia. Cosa ha permesso a Venezia di resistere così a lungo, mentre potenze apparentemente invincibili scomparivano nella polvere del tempo? Nel corso di questi 11 secoli, Venezia ha assistito alla caduta dell'impero bizantino, alla parabola del Sacro Romano Impero e all'ascesa e declino dell'impero ottomano. Un dettaglio da poco, no? Solo 3 dei più grandi imperi che abbiano mai dominato l'Europa e il Mediterraneo. Eppure, il Leone di San Marco ha continuato a vigilare, fiero e silenzioso, su una città testimone di un'epoca irripetibile. La prossima volta che camminerete tra le calli veneziane, ricordate, sotto i vostri piedi c'è la storia della più longeva repubblica del mondo. In questo breve viaggio a Venezia resteremo fuori dai circuiti turistici classici e ci dedicheremo alle calli e ai sestieri meno frequentati. Venezia, città sull'acqua e plasmata dall'acqua, sorprende con i suoi contrasti. Chi mai si aspetterebbe di vedere persone correre verso un vaporetto proprio come accade nelle grandi metropoli con gli autobus? Mentre, quando la pioggia bagna le città, Venezia si distingue da tutte le altre. Ombrelli e impermeabili colorati si trasformano in vivaci tocchi di arcobaleno che danzano tra i riflessi sull'acqua, tramutando la malinconia del cielo in poesia urbana. Situata di fronte a Piazza San Marco, l'isola di San Giorgio Maggiore è uno dei panorami più iconici di Venezia, un luogo di quiete e bellezza, lontano dalla folla, ma centrale nello skyline della città lagunare. Capolavoro del Rinascimento, la chiesa di San Giorgio Maggiore fu progettata da Andrea Palladio e completata nel 1610. La facciata classica in candido marmo si riflette sulle acque della laguna con eleganza armoniosa.
All'interno lo spazio è arioso, caratterizzato da un rigore geometrico e da una straordinaria chiarezza architettonica tipica dello stile palladiano. Le grandi navate, i marmi chiari e la luce naturale che filtra dalle alte finestre creano un'atmosfera di calma solenne. L'arte che decora la basilica è di altissimo livello. Spiccano 2 capolavori del Tintoretto, l'Ultima Cena e la Raccolta della Manna, opere intense e drammatiche. Durante la nostra visita c'era una mostra di Berlinde de Breicherer che descrive i suoi gruppi scultori come degli arcangeli, grandi figure ammantate in precario equilibrio sulla punta dei piedi sopra ad alti piedistalli metallici costruiti ad hoc. Alle loro spalle grandi specchi coperti di stendardi richiamano gli arazzi cerimoniali della liturgia e fungono al tempo stesso sia da schermi su cui si stagliano le figure che da moltiplicatori dell'architettura dello spazio sacro. Non è chiaro se gli arcangeli stiano atterrando all'interno della chiesa o librando in volo. I loro corpi di cera velati da grandi coperte li rendono figure enigmatiche, non del tutto umane, ma decisamente meno divine dei loro corrispettivi scolpiti sugli altari, e rimandano così alla loro funzione di connessione tra il mondo materiale e quello celestiale, ancorando fermamente la dimensione celeste nel qui ed ora. Non discuto la descrizione dell'artista e degli intenditori d'arte, ma a me producono inquietudine. Dalla cima del campanile, accessibile con un comodo ascensore, si gode una delle migliori viste panoramiche su Venezia, un'esperienza da non perdere.